Cari amici affezionati, bentrovati su Birichina TV per la nuova puntata odierna di oggi di Telenutria, il telegiornale sincero come Giuda. Oggi ne approfitto della puntata per fare un annuncio personale. Purtroppo, abitando in un condominio, sono costretto a regalare a malincuore la mia dolce cagnolina Sissi, perché abbaia come un leone a tutte le ore del giorno e della notte e i miei vicini mi hanno minacciato di morte. Per cui ho deciso di regalarla a qualcuno che ha più spazio di me, ecco. E ho anche una fotografia di questa splendida cagnolina. Regia, metti in onda per piacere la foto di Sissi. Eccola, guardate che spettacolo, eccola. È una dolcezza infinita e se qualcuno la volesse basta che mi chiami qua in redazione e gliela spedisco a casa con un bel pacco raccomandato. Ecco, bene, ma dopo questa comunicazione di servizio diamo subito la linea alle news del giorno. Restate con noi! Vanzone. Questa dolce bambina si stava divertendo con il suo slittino sul giardino di casa, ma non aveva considerato l'auto del papà parcheggiata nelle vicinanze. Il boato si è udito fino a Ferrara. Questa giovane di Stradella si stava allenando per l'esame di ginnastica artistica, bocciata a pieni voti. Rovigo. Con i risparmi di una vita aveva comprato un drone, ma ha scelto il posto sbagliato per provarlo. Colpito e affondato. Ravenna. Stava partecipando ad una gara a tempo sul circuito cittadino, ma il collega navigatore era ubriaco come un pito e le indicazioni non erano corrette. Urtando il cordolo della strada, la vettura ha perso le ruote posteriori. Il navigatore è stato crocifisso sul carroponte dei box. Giare. Si stava divertendo nel labirinto del Luna Park, ma ad un certo punto ha inspiegabilmente deciso di tornare a casa. Questo giovanotto stava giocando al bowling di Assago, ma era meglio se andava a giocare a scacchi dalla nonna. Danni ingenti a attrezzatura e schiena. Alessandria. Questo ragazzo voleva fare lo spaccone con la macchina nuova, ma la situazione gli è sfuggita di mano. Il proprietario della macchina nera, che era al telefono, è sceso e gli ha mescolato gli ossi della schiena. Questa ragazza di Torrechiara voleva tuffarsi nella piscina saltando dal trampolino elastico, ma l'esperimento è fallito. 4 costole rotte in 1000 tocchettini. Orzi nuovi. Era un po' nervoso perché aveva appena litigato con la fidanzata. Giornata veramente sfigata. Durante un pomeriggio alcolico, questo signore di Vicenza si stava divertendo con i giochi del figlio, ma non aveva calcolato che la coppiata vodka più equilibrio ti porta a fare delle cassate. Lo sventurato cadendo si è spaccato 3 ossi e anche gli occhiali. E anche questa puntata purtroppo è arrivata alla fine. Lo so che voi vorreste che io stessi qua a raccontarvi le news della vostra città fino a domani mattina, ma anch'io ho i miei impegni, adesso devo andare a casa a tagliare l'erba. Per cui ci vediamo la settimana prossima con delle nuove scoppiettanti puntate di Telenutria, il telegiornale peggiore della storia.